Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Bentrovati, veniamo all'aggiornamento sulle borse. Partiamo da Wall Street, andiamo oltreoceano. Standard & Poor's, l'andamento è positivo dello 0,35%, una quota punti di 6.722. 47.070 è la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso la percentuale di colore verde dello 0,25%, 0,37% per Nasdaq, 24.750 la quota. Vediamo Russell 2000, 2.516,07 e ancora percentuale positiva dello 0,51%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 22,7, percentuale negativa, meno 3,36%. Valutario dollaro 99,6, euro dollaro 1,15, il cambio sterlina dollaro è 1,33. Passiamo alle materie prime, partiamo dall'oro, al momento non cresce, meno 0,09%, siamo a $5.003 all'oncia, 94 sono i dollari al barile per il petrolio, 0,24 la percentuale. Titoli di Stato, BTP Bund 75,690. Vediamo insieme anche le criptovalute. Bitcoin 74.176 dollari, 2.330 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.32, si sono concluse quindi da 2 minuti le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo questo martedì 17 marzo come si chiude. Si chiude con un colore che è il verde. Partiamo dall'indice di casa nostra, FTSE MIB. Si chiude con una quota punti di 44.853, una percentuale positiva dell'1,14%, la più alta di tutta l'Eurozona. 0,41% per il mercato francese, 7.968 è la quota punti per CAC 40, 17.230 e così è questa la quota punti per il mercato spagnolo, IBEX 35 con una percentuale dello 0,82%, 0,67% per il mercato tedesco, la quota punti del DAX è 23.720. Proseguo con il mercato inglese, UK 100 si chiude con una quota punti di 10.407 e una percentuale positiva dello 0,87%. Infine ci salutiamo vedendo lo Stoxx 50, indice fondamentale per l'Eurozona, ci racconta i 50 principali titoli europei, riesce quindi a darci una giusta percezione rispetto a quella che è la giornata e come volevasi dimostrare ci dice questo. Si chiude con una percentuale positiva dello 0,45%, una quota punti di 5.764. E questi gli aggiornamenti sui mercati, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.